Beh, il risultato è assolutamente straordinario che va al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Raggiungere una percentuale così alta dopo i primi 5 anni sicuramente è un'attestazione di stima da parte della cittadinanza del Mareno importante. Perché sicuramente un sindaco quando si ricandida, questo è il giudizio della propria cittadinanza, unito ovviamente al giudizio sul nuovo programma e sui nuovi componenti della lista. Quindi raggiungere una percentuale così rotonda è davvero dà molta soddisfazione. Le prime azioni saranno quelle di progettare le opere pubbliche nuove, questo perché hanno un percorso piuttosto lungo e quindi la progettazione è fondamentale per riuscire in pochissimo tempo a realizzare. Quindi tra le prime cose che andremo a fare saranno le progettazioni delle opere dalla piazza, municipio, ma anche altri impianti sportivi, altre cose che avevamo messo in programma, ma è proprio la progettazione che è il primo passo. Grazie. Allora siamo ancora molto nell'immediatezza del risultato, però ripeto la soddisfazione è grandissima e mi sento davvero di dire un caloroso grazie ai cittadini di Mareno. Nonostante l'affluenza al voto sia stata in calo come era prevedibile, in modo particolare in una situazione come quella di Mareno, che però non è stata difforme rispetto agli altri comuni della provincia di Treviso, ho visto laddove c'era un po' più di battaglia, per così dire, c'è qualche punto in più percentuale, ma sostanzialmente purtroppo l'affluenza è sempre in calo. Ripeto, nonostante questo calo dell'affluenza rispetto a 5 anni fa abbiamo aumentato di 600 voti e quindi questo è segno sicuramente di grossa attestazione di stima da parte dei cittadini marinesi, quindi grazie davvero, grazie.